Conferenza stamani presso la questura di Agrigento condotta dal nuovo dirigente del commissariato di Sciacca Salvatore Siracusa e dal capitano della Guardia Finanza della compagnia di Sciacca Giorgio Iozia, per illustrare l'arresto di un uomo di Sciacca dalle iniziali LA che aveva nelle sue abitazioni di Sciacca e di Contessa Entellina un vero e proprio arsenale. Rinvenuti 12 armi di fuoco tra pistole e fucili, 26 armi bianche, una quantità di pugnali e oltre 1800 munizioni di vario calibro. Il blitz è stato svolto dalla polizia di Sciacca e dai militari della Guardia di Finanza, scoprendo una casa museo delle armi. L'uomo aveva regolare permesso per la detenzione di 180 armi di cui faceva collezione, ma in seguito ad ulteriori accertamenti sono state accertate quelle mai dichiarate. Durante il blitz delle forze dell'ordine anche hanno trovato 70 preziosi reperti archeologici che sono stati sequestrati e inviati alla sovrintendenza per gli accertamenti del caso. L'uomo è stato prima sottoposto agli arresti domiciliari e dopo l'udienza di convalida svoltasi in mattinata presso il Tribunale di Termini Imerese è scattato l'obbligo di dimora a Sciacca. Poc'anzi è stato un intervento effettuato in modo congiunto con i colleghi della Guardia di Finanza della compagnia di Sciacca, con i quali abbiamo lavorato in splendida e in ottima sinergia. Siamo intervenuti per controllare che questa persona detenesse in modo legittimo e regolare le armi e durante le attività di perquisizione con la Guardia di Finanza abbiamo trovato pure una settantina di pezzi che noi riteniamo essere di interesse archeologico e anch'essi insieme alle armi sono state poste sotto il vincolo del sequestro penale in attesa ovviamente di un successivo approfondimento con un consulente tecnico in grado di confermare il valore artistico e di interesse archeologico di questo materiale. L'arresto è scattato perché c'era una parte delle armi che non era inserita nella denuncia di collezione e quindi è stata ovviamente sequestrata. Si tratta di armi corte, armi lunghe, circa 1800 munizioni e 26 armi bianche tra coltelli e stiletti. Non solo a Sciacca ma anche a Contessa Entellina, quindi fuori la provincia. Sì, l'attività è stata condotta per una piccola parte presso la giurisdizione del commissariato di Sciacca, qui a Sciacca, e poi per la gran parte, ripeto, sempre con la collaborazione dei colleghi della Guardia di Finanza presso il comune di Contessa Entellina. Gli accertamenti dovranno continuare sia in relazione alle armi ma soprattutto in relazione ai reperti che abbiamo sequestrato per capirne sicuramente la provenienza e per accertarne il reale valore. Quindi è stato denunciato a piede libero? No, è stato tratto in arresto e all'udienza di convalida il giudice ha completato l'arresto e ha comminato la misura dell'obbligo di dimora presso il comune di Sciacca. Sì, è stata un'attività in sinergia tra le Fiamme Gialle Saccensi e gli uomini del locale commissariato di pubblica sicurezza, grazie alla quale sono state rinvenute complessive 12 armi da fuoco, 26 armi bianche, principalmente pugnali, e circa 1800 munizioni, delle quali il soggetto titolare di licenza di porto d'armi non è stato in grado di esibire alcuna documentazione attestante il legittimo possesso. A ciò si aggiunge, nell'ottica di un'attività trasversale, il sequestro di circa 70 pezzi di interesse verosimilmente storico e archeologico che saranno messi a disposizione della competente sovrintendenza per una successiva perizia. Si inserisce l'attività odierna nell'ambito dei controlli di routine che il commissariato e talvolta anche noi della Guardia di Finanza eseguiamo nei confronti dei collezionisti e sicuramente non sarà l'ultimo dei controlli effettuati.